Siamo con Nicola Albanese da Vedelago, Mirko Denis da Macerata, tra gli organizzatori della manifestazione. Nicola, quali sono gli obiettivi che vi hanno spinto a scendere oggi qui a Treviso Sud? Allora, diciamo che 2 settimane fa, quando siamo scesi a Padova, abbiamo ricevuto una grossa spinta dalla popolazione che per strada ci incitava, vedevamo clacson suonare, farci fari e gente che ci incitava per strada. Questa manifestazione è nata per dare sostegno ai movimenti agricoli che sono nati in Italia e in Europa, ma solo per sostenere, è apolitica e senza associazioni, è totalmente libera. Mirko, la questione contro terzisti. Niente, contro terzisti. Noi qui a Treviso, la maggior parte di noi è contro terzisti. Sono gli agricoltori, ma gli agricoltori hanno bisogno di controterzisti. La categoria di controterzisti purtroppo non è molto considerata. Siamo artigiani e non abbiamo gli stessi diritti che hanno gli agricoltori. Vogliamo essere trattati come gli agricoltori. Una manifestazione che ha portato qui più di 400 persone, siete soddisfatti del risultato? Beh, diciamo che i trattori sono più di 400, le persone probabilmente sono molto di più. E sì, siamo soddisfatti perché non era dato per scontato che Treviso, che è un'isola felice, ricevesse una risposta così grande. Mauro Bassetto da Fontanelle, tra gli organizzatori della manifestazione, che cosa chiedete in sostanza? Allora, noi intanto siamo un gruppo spontaneo, non siamo né politici né associazionismi e quant'altro. Siamo un collo libero e chiediamo soprattutto da controterzisti, perché il nostro comparto è il controterzismo, chiediamo soprattutto che le istituzioni vengano a capire che il controterzismo fa parte dell'agricoltura e noi chiediamo di essere inseriti nel comparto agricolo. Allo stesso tempo, comunque, in ogni caso, abbiamo un debito nei confronti dei nostri clienti che sono agricoltori. Anche noi stessi abbiamo aziende agricole e quindi dobbiamo difendere l'agricoltura tutti assieme. L'unione fa la forza e dobbiamo essere uniti per avere un'agricoltura pulita, green, ma soprattutto che l'agricoltore abbia il suo guadagno. Perché se non c'è guadagno non c'è vita. Se muore l'agricoltura penso che ci siano dei svariati problemi per tutto il popolo italiano. Carlo Feletto, rappresentante dei controterzisti in provincia di Treviso e Belluno, per quale motivo anche la vostra categoria deve unirsi a questa battaglia degli agricoltori? Perché la nostra categoria sostanzialmente è agricoltura, fa parte dell'agricoltura a tutti gli effetti e non capisco perché siamo nel mondo artigiano come contabilità e nel mondo agricolo per tante altre variabili che riguardano proprio il mondo agricolo. Abbiamo un codice ateco che riguarda l'agricoltura, il 01, però nonostante questo non siamo considerati in agricoltura. Noi chiediamo da tempo che il mondo controterzista, il movimento dell'esercizio di macchine agricole per conto terzi, sia effettivamente a tutti gli effetti intromesso nel campo agricolo. Giampaolo Luisetto da Resana, per quale motivo anche lei è qui a protestare con i trattori? Per far diventare un po' più importante l'agricoltura, altrimenti qua diventiamo solo degli schiavi della gente e basta. Lavoriamo e non si sa a fine mese cosa si porta a casa. Leonardo Zonta da Paese, per quale motivo lei e i suoi colleghi siete qui a Treviso Sud? Oggi siamo qui per farci sentire, per protestare contro chi non ci rappresenta e chi dovrebbe fare qualcosa per migliorare la nostra situazione, che in realtà a quanto pare va bene tutto così per gli altri, ma noi non ci stiamo. In primis ci sentiamo poco rispettati sia dalle autorità ma soprattutto dalla gente e oltretutto non ci viene retribuito il nostro giusto lavoro, le nostre giuste fatiche non ci vengono retribuite come tanti altri mestieri, come tanti altri lavori.